Un cordiale saluto a voi tutti, amici ascoltatori, amici sportivi e amici della politica, perché nel caso specifico è una trasmissione Anche, politica, ma anche no. anche no. Ecco, e chi risponde è Salvatore Spitaleri, Ben trovati a tutti. qui in qualità di segretario regionale, quindi del Friuli Venezia Giulia, del Partito Sì, Democratico, cosiddetto DEM. cosiddetto DEM, 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 sì. insomma, PD peraltro, ecco, così identifichiamo subito, al di là Certo. del colore della cravatta, Che vabbè, direi, però che è insomma, simbolico. ci sta. Come Honsel che bene o male aveva sempre la cravatta Rossa. rossa, vero? Sì. Ecco. Allora, noi stiamo dando in onda qui dal nostro VH Pub, che ha conosciuto per la prima volta il Certo. nostro avvocato Salvatore Spitaleri, che però gli ha già fatto una buona Assolutamente, impressione. assolutamente, un ambiente accogliente, un ambiente anche dove poter, come dire, Eh. conversare, e quindi abbiamo bisogno di questi luoghi dove riappropriarci anche delle relazioni così più semplici, semplici, no? ma assolutamente importanti. Ecco, tutti voi sapete, insomma, qui a BH Pub, a Via Basaldella 60 a Campoformido, sviluppiamo il nostro animus, che è quello sportivo, ma non solo, perché qui ospitiamo, insomma, delle persone che vengono a trovarci, perché oltre alla birra abbiamo il bar, abbiamo il bartender, abbiamo anche la cucina, possiamo apprezzare anche le nostre cose, che sono le cose genuine. Tu sai che Insomma, per la no? cucina Hai qualche ho una sensibilità. sensibilità. Beh, ma guai se no, insomma, no? Perché anche l'aspetto gastronomico non è da sottovalutare, Certo. insomma. Al di là che quando magari fate delle riunioni, non so che se poi si finisce a tarallucce e vino. Beh, alle volte Alle ci sono volte. le condizioni, alle volte insomma è meglio stare fermi se non volano i bicchieri. Esattamente, come stanno forse volando in questi ultimi momenti fra di voi, e dove non si sono alzati tanti calici, mi pare, in quest'ultima No, tornata. Da marzo in poi è stata purtroppo una no, debacle totale. purtroppo no. E come l'avete così subita e sopportata, insomma, Ma questa cosa? Perché, allora, cioè, diciamo, in- ormai il PD cioè, ha perso molto. Beh, il PD ha perso molto, diciamo che non è una sconfitta, come dire, né occasionale né del tutto imprevista. Eh, è cambiata radicalmente in questi anni la società, e quindi cambiando la società anche alcuni schemi di partito devono essere riaggiornati. Poi c'è un'attenzione che si deve, come dire, nuovamente focalizzare sulle paure e sulle insicurezze delle persone. Noi su questa cosa forse siamo stati un po' leggeri, no? Pensando che le paure e le insicurezze tutto sommato fossero una cosa che riguardava la pancia e non riguardava invece la modalità di stare insieme. Non è che Renzi abbia portato un po' sfiga, insomma. No, bevi pure perché qui abbiamo appunto... Perché la domanda è complessa. No, da quando è arrivato lui... No, beh, Cioè, è stato- Renzi è quello che anche ha ottenuto dei risultati storici, insomma, il portare un movimento politico al 40% non va dimenticato. Renzi ha dato in un periodo una forte spinta all'innovazione, e quindi ha aggregato molto, ha molto incontrato. Poi quando fai le scelte, alle volte le scelte accontentano alcuni e scontentano in genere di più di quelli che accontentano. E quindi evidentemente poi hai dei ritorni sul consenso che sono problematici. Noi stiamo anche superando un po' questo rischio di leadership assoluta, no? È uno dei problemi forse anche dell'attuale momento, pensare che una forte leadership supplisca a tutto. Le leadership sono necessarie, ma lo stiamo vedendo anche nei risultati di questo periodo, non sono sufficienti. Ci vuole, come dire, un consenso popolare che cresce, che viene coltivato e alimentato. Questa è la sfida prossima avventura, evidentemente, perché è vero, i risultati del Partito Democratico sono risultati problematici dopo le elezioni. È anche vero che a quanti pensavano a un PD ormai morto, sparito, anche le elezioni regionali consegnano un dato di seconda forza, comunque di seconda polo, di seconda polarità, relegando poi i 5 Stelle a un ruolo assolutamente No, marginale. dobbiamo dire insomma che effettivamente i risultati sono quelli Certo. evidenziati dalle elezioni, che quindi effetti da una
parte Renzi, poi dopo scendiamo, dall'altra parte Serracchiani e dall'altra parte Onse, vabbè che lui ha retto 2 mandati, quindi certo. poteva, però comunque c'era una certa continuità, stiamo parlando anche delle nostre cose, non hanno avuto appunto effetto. No, non hanno avuto effetto, anche perché è accaduto anche in altri periodi, i cittadini alle volte chiedono dei cambiamenti, in più dicevo ci sono state anche, come dire, proprio la sequenza che hai fatto consente di capire dove non ci sia una stretta relazione tra un dato e l'altro, ma ci siano dei complessi di vicende che si incrociano, no? Sì. Quindi hai alcune difficoltà in città che si, come dire, che si complicano per un quadro nazionale non favorevole, hai alcune scelte regionali su alcune tematiche che risentono magari di una minor tenuta del Partito Democratico e del centro-sinistra sui territori. Ecco, le sconfitte, come anche nello sport, le sconfitte e le vittorie non hanno un solo fattore, ci insegna lo sport che ci sono una multifattorialità di cui bisogna tener conto e di cui bisogna tener conto in fase di programmazione, di progettazione e per quanto ci riguarda di ripartenza. E nello sport, come tu mi insegni, più volte è l'allenatore che paga la situazione, certo. Anche voi, bene o male. Beh certo, anche da noi c'è questo passaggio, ma che è un passaggio anche da vivere in maniera molto fisiologica, nel senso che alle volte noi, poi capita sia nello sport sia in altre condizioni, noi nell'addossare tutte le responsabilità diamo anche dei giudizi negativi, salvo poi dopo 3-4 stagioni ripescare un allenatore e dire ma magari quell'allenatore non era così problematico come ci pareva. E quindi bisogna sempre tener conto che giustamente paga chi guida, dire che sia colpa solo di chi guida è un altro ragionamento. Paga chi guida e questo avverrà. Noi stiamo parlando in questa trasmissione che va registrata poco prima della messa in onda, quindi sono grosso modo un 6-7 ore, mentre a Roma ci dovrebbe essere il leader, il presidente del Consiglio, però vi ha fatto inorridire questo accordo Lega-Movimento 5 Stelle, che è una cosa un po' strana effettivamente per la visione politica nazionale nostra. Inorridire, insomma, adesso diciamo o forse gioire, perché sono cose dite. Diciamo che siamo preoccupati più degli esiti che dell'alleanza in sé. Nel senso che l'alleanza poteva anche starci nelle cose, il risultato elettorale ha consegnato alcune polarità maggioritarie, e quindi sta che in un sistema elettorale le polarità maggiori si aggregano. E quello che ci rende preoccupati è che la commistione di alcuni programmi e di alcune progettualità rischia di trascinare l'Italia in una situazione piuttosto drammatica. Penso alla flat tax, cioè quindi a un abbassamento e una riduzione delle tasse, con dall'altra parte il reddito di cittadinanza, quindi dei denari dati indipendentemente dalla ricerca di un'attività lavorativa e quant'altro. Come stiano insieme queste cose poi è abbastanza curioso. Penso a chi, oggi guarda come i 5 Stelle al Mezzogiorno e la Lega che invece si situa territorialmente nel nord Italia. Come coniugare questi aspetti potrebbe essere problematico. Noi confidiamo anche che queste forze che stanno per fare il governo abbiano la consapevolezza che stanno parlando all'intero paese e che ci sono alcune, condizioni, una di queste condizioni si chiama Europa, che sono condizioni che fanno crescere un contesto territoriale. Noi nella nostra trasmissione ogni tanto sdrammatizziamo le cose. Mamma mia, ci vuole. Perché non vogliamo sempre seri qui alla politica, eccetera, eccetera, perché vogliamo far capire anche chi abbiamo come interlocutore, e nel caso specifico Salvatore Spitaleri, che di professione fa l'avvocato del Foro di Udine. Del Foro di Udine è la mia professione ed è quello che mi consente di mantenermi con la politica, soprattutto ai livelli.
tranne alcuni, tranne gli eletti, alcuni eletti, parlamentari, consiglieri regionali, ma con la politica non si vive. La politica è grande forma di volontariato. Così si dice, volontariato, essere di servizio. Beh sì, diciamo che c'è una dose di volontariato di proprie spese, per cui io faccio l'avvocato ormai da 25 anni, sono avvocato cassazionista, mi occupo... Cassazionista, in Cassazione. Sì, mi occupo, sì, faccio anch'io un piccolo spot. No, certo, insomma, perché no? Mi occupo di diritto del lavoro e di diritto amministrativo, e quindi, come dire, quella è la mia professione, la mia vocazione. E poi naturalmente, come tutti, ci sono altri interessi, perché dicevamo prima, non si vive non solo di politica, non si vive solo del proprio lavoro, ma si vive anche di passioni. Visto che ci sono 24 ore in una giornata, sì, alcune di queste si devono utilizzare per dormire. Certo, però le utilizziamo anche le altre per interessarci delle cose che ci sono, come dello sport, ma come di altri interessi, insomma. Ecco, lo sport è quello che ho detto all'inizio, insomma, accomuna un po' questo nostro locale e questa nostra forma mentis, questo nostro cuore che batte per la pallacanestro per quanto mi riguarda, e per un'altra palla per quanto riguarda io ormai come dire, una passione nata tardivamente, che è per la pallamano, che è uno sport forse poco conosciuto, però è uno sport di squadra, quindi come la pallacanestro, è uno sport come dire, di coralità, ed è uno sport dove c'è un confronto anche, come dire, anche fisico, senza paura, come dire, anche una propensione al contatto fisico, che è un contatto però di assoluta correttezza. Ed è uno sport veloce, uno sport che consente soprattutto ai giovani, ai ragazzi. Io mi ci sono avvicinato per ragioni familiari, accompagnando come fanno... Quindi non giocando, no, non come atleta. No, come accompagnatore e poi dirigente, perché poi anche lì nel nostro sport si vive tantissimo di volontariato, assolutamente, dove è richiesto a ognuno di noi di mettersi a disposizione. Il presidente arriva, tu che hai il tempo, esatto, accompagna la squadra. Ed è, per esempio, ci sono alcuni episodi molto belli che ricordo. Abbiamo portato le nostre ragazze di 14 anni alle finali nazionali a Rimini. Ogni anno a Rimini si fanno le finali nazionali delle under 14. Sempre a Rimini? Sempre a Rimini, sono state alcune, noi ne abbiamo fatte 2 edizioni, perché ci siamo riusciti a qualificare col Cusudine per 2 edizioni, ed è stata un'esperienza bellissima per le ragazze, estremamente formativa. Ecco, il dato del recupero della socialità e del recupero di questo aspetto di uno sport che fa stare insieme i ragazzi, che li educa anche al rispetto delle loro persone e degli altri, è un elemento che non dobbiamo disperdere. Questa parte di volontariato, questa parte come dire, di attenzione ai ragazzi. Lo sport è una palestra incredibile per far crescere i nostri ragazzi. Qualsiasi attività sportiva fatta in maniera evidentemente sana, soprattutto io penso sei di squadra. Mi piace molto il lavoro di squadra, aiuta molto i ragazzi e le ragazze a crescere. Anche perché un lavoro di squadra anche nella politica, oltre che nello sport. Però lo sport io penso che dia molte indicazioni anche a chi fa politica, anche a chi fa altre assolutamente, attività. Perché ti dà 3 elementi che così a me piace, no? Intanto un senso del gruppo. Senza un senso vero del gruppo non fai risultati, non fai assolutamente risultati. Una valutazione, una capacità di programmare, una capacità anche di sapere che i risultati sono frutto di un lavoro, non frutto semplicemente di un'occasione. Terzo elemento, valorizzare i talenti. Valorizzare i talenti che ciascuno, e saperli riconoscere, no? I talenti che ciascun giocatore ha, e ultima cosa, avere chiarezza dei ruoli. Nello sport io ho imparato: il dirigente è un dirigente, il giocatore è un giocatore, l'allenatore è l'allenatore, i genitori sono i genitori. Fanno tutti parte, come dire, sono tutti coinvolti, però ognuno con dei ruoli ben specifici.
Se sovrapponiamo i ruoli, come alle volte può capitare in politica, evidentemente c'è la confusione che diventa predominante rispetto al risultato. E da questo esempio che ci ha fatto Salvatore Spitaleri riprenderemo appunto la trasmissione dopo pochi minuti di pubblicità, perché abbiamo fatto il primo quarto d'ora più o meno e adesso ci riprendiamo un pochettino per continuare comunque il nostro a pochissimo come si suol dire. Di nuovo in collegamento dal nostro bancone del BH Pub in via Basadella 60 qui a Campoformido, che poi adesso sta diventando a poco, però in maniera molto costante, l'incontro anche di sportivi, l'incontro anche di persone che vengono qui a stare tranquilli di fronte alle nostre televisioni. Ce ne sono ben 3, 4, 5 ne abbiamo per guardare lo sport in diretta, per guardare la APU GSA, proprio anche questa sera che gioca la gara 4, e per guardare l'Udinese che ieri erano appunto qui a vedere la salvezza, sul campo. Vabbè, insomma. E poi le salvezze sono importanti anche le salvezze. Parlavamo appunto con l'avvocato Salvatore Spitaleri, che è qui in qualità di, oltre che di amico, posso permettermi, diverse interviste abbiamo fatte assieme appunto nelle varie emittenti, e qui come segretario regionale del Partito Democratico per fare un esame appunto del PD e come si sta cercando di tornare un attimino all'attenzione anche della gente. Parlavamo di sport, parlavamo di sport con l'avvicinamento a pallamano per la figlia. Per la figlia, mentre il mio passato da giovanissimo è un passato nel basket, prima come giocatore di modestissimo livello, poi proprio questa passione anche che mi è stata trasmessa dall'ambiente a San Daniele, la Libertas a San Daniele per molte generazioni ha rappresentato, e adesso come dire anche la società di pallacanestro lo rappresenta, non solo un luogo dove fare sport, ma come dire, un punto anche dove una comunità territoriale si ritrova, ha possibilità di crescere, e in questo contesto io ho avuto la fortuna, la possibilità, insieme a tanti amici anche più anziani, più grandi di me, di poter fare l'allenatore dei bambini di mini basket fino a... Sei istruttore mini basket? Istruttore di mini basket, sì, dovrei avere da qualche parte ancora un patentino. Quindi sei uno dei nostri, perché sei uno che appartiene alla Federazione Italiana Pallacanestro. Un patentino, sì, e sono stati anni molto belli, insomma c'erano, come dire... Amedeo Raber, c'era Ezio Cossio, c'era Gabriele Turissini, c'erano Emilio Iob, allora presidente, insomma, ma soprattutto Colutta, forse ancora. Colutta è arrivato in corsa, mentre la cosa bella di quell'esperienza lì era non solo gli allenamenti, il lavoro fatto in palestra, ma per esempio anche noi a San Daniele, forse tra i primi, perché stiamo parlando ancora degli anni 80, facevamo i ritiri a Tramonti, portavamo tutto il settore giovanile a Tramonti per 2 settimane in agosto, anche qui con sacrificio dei dirigenti che si giocavano le loro ferie, ma perché quel momento lì, quando ti parlavo della preparazione, del tempo di valorizzazione dei ruoli, della coralità del gruppo, era un tempo assolutamente particolare per i ragazzi. Portavamo dei ragazzi praticamente portavamo sugli Aquilotti, l'ultimo anno di mini basket, fino agli under 16. Insomma fa anche bene, se so che soprattutto nelle comunità dei paesi, delle cittadine un po' più piccole, no? Perché Udine è diverso. Riesci a creare... Udine è sempre più società sportiva, è ovvio che nei paesi c'è questa capacità di integrarsi con la comunità, no?
E chi è venuto fuori? Adesso io mi ricordo se c'è qualcuno di nome che è venuto fuori dal bacino di San Daniele. Boh, Beh, di grossissimi giocatori, poi viaggiavano un po' perché, come dire, venivano anche poi andavano assorbiti da Udine o da dalle, altre sì, alle società, gradi delle società. Però questo era, come dire, noi tieni conto che c'erano, penso 250 atleti che giravano, sì, cioè, quindi, come dire, sia il maschile sia il femminile, perché in anche fondo questo. credo Anche che a San Daniele ci fosse sì, il calcio, perché Sì. è più troppo primario come da Certo. tutte le parti, e poi dopo anche la pallacanestro. C'era la pallacanestro e pallavolo, poi una piccola ma sufficientemente importante rappresentanza per la scherma. Ah, per la scherma. Sì, per la scherma c'è stata anche lì una tradizione, c'era una tradizione anche importante con atleti anche di caratura nazionale. Tieni conto che appunto Paolo Menis che Sì. è stato ed è forse ancora presidente della Sì, scherma. Nel comitato regionale. Nel comitato regionale, no? E ecco, queste erano un po' come dire, lo sport vivo, lo sport realmente praticato, insomma, a San Daniele in particolar modo. E la politica a volte può prendere spunto appunto anche dello sport, ma non sempre lo fa. No, In effetti. anche se la passione, però la politica e lo sport hanno una radice di passione importante. Poi la politica segue evidentemente altre vie rispetto allo sport, rispetto soprattutto allo sport praticato. Ma quanti sono all'interno del tuo partito, del vostro partito, le correnti che si sono formate? Perché a questo punto c'è da capire, insomma, cioè le correnti all'interno di un partito che era Certo. che grosso, era grosso, Certo. insomma, adesso forse un po' più Adesso si è un po' asciugato, si si è un po' asciugato, sì. Tantissime correnti che uno, quella di Bersani, l'altra, non so. Perché che cosa è successo? Succede che alle volte la passione viene incanalata su tante piccole leadership e le leadership diventano correnti, no? Nelle tradizioni dei partiti del Novecento ormai, nel Novecento, le correnti erano date da tematiche, sensibilità. Allora avevi la parte che aveva più una propensione sul sociale, la parte che aveva un maggior radicamento invece su alcuni territori, ed erano legate non a personalità ma legate a ambienti o temi. Con l'ultimo periodo anche delle vite politiche, molto più spesso, soprattutto all'interno evidentemente del centro-sinistra, si è radicalizzato invece il tema del collegamento a una leadership piuttosto che un'idea. Ecco, questo porta un po' a indebolire il dibattito, no? Perché tu non ti confronti più sulle idee, ma, come dire, ti confronti rispetto alla vicinanza o alla distanza rispetto a un leader. Ed è uno dei limiti importanti. Però questa situazione ha creato molte incertezze assolutamente nel vostro partito, e forse anche questi risultati abbastanza non prevedibili, credo. È un elemento sicuramente di concausa, anche perché purtroppo alle volte questo correntismo provoca appunto lacerazioni, provoca conflittualità, e i cittadini che sono attenti alla politica, che guardano, possono averne un giudizio anche negativo, no? Perché dal litigio, dalle contrapposizioni, se non sono spiegate, se non hanno veri contenuti in fondo, fanno disamorare le persone dalla politica. E adesso il segretario regionale dei Dem qual è? Cosa deve fare praticamente? Il segretario regionale dei Dem adesso deve ripartire da questa situazione. Ricompattare il gruppo, deve ricompattare il gruppo, deve soprattutto come dire, creare, io lo dico così, le condizioni ordinate per un ricambio. Quando, no, lo dicevamo prima, ci sono dei risultati non positivi, bisogna cambiare. Certo. Lo si può fare in due modi: prendendo questi tavoli e buttando all'aria tutto, e certo si cambia, oppure
con grande attenzione come c'è qui, sistemare le cose e far sì che il percorso sia un percorso ordinato. Quello che spetta oggi al segretario regionale dei Democratici, del Partito Democratico, è quello di consentire questa discussione, questo cambiamento in maniera ordinata, anche perché, come dire, troppe volte ci si è fatti prendere dall'ansia di un rinnovamento fatto così, tanto per cambiare, ma che in effetti non aveva una radice. Noi dobbiamo modificare molte cose, dobbiamo avere il coraggio di farlo, ma dobbiamo avere anche il tempo per farlo. Se si pensa che queste grosse sfide che ci sono davanti, il rapporto con l'Europa, i temi della solidarietà, i temi della sicurezza, degli immigrati, si affrontano con una bacchetta magica, insomma, si rischia di fare un flop. Noi vorremmo ricostruire, come dire, intanto un modo di stare insieme. Ma parlando ancora di sinistra o centrosinistra, parlando di centrodestra, parlando di estremismo, parlando di queste cose, oppure i tempi, cioè non siamo più nel Novecento. No, non siamo più. Ecco, un'altra parentesi nella parentesi. Abbiamo letto tutti quello che il presidente di Udine Jazz, Valesic, ha detto subito dopo le elezioni di Fontanini a sindaco, no? Cioè si è inorridito perché c'è la presenza dell'estrema destra, ma insomma, siamo un po' arcaici su queste definizioni. Allora, cioè perché tu fai il tuo lavoro, io Giancarlo lo conosco anche certo, bene, insomma, certo. So che è un credente del PC, però cioè, arrivare su questo, a dire basta perché in giunta ci potrebbe essere un estremista di destra che ormai insomma, non è ma che... farei propongo una piccolissima riflessione. Il primo punto è che non mi vede d'accordo sulla scelta fatta è quella di come dire, non avere, come dire, di sovrapporre il tema di una associazione culturale molto importante, di una serie di iniziative molto importante, con il tema della formazione della giunta. Non mi pare che siano sovrapponibili, no? Dire, visto che oggi ci sei tu, io chiudo baracca. Esatto, insomma, non mi pare la risposta adeguata, no? Anche perché, come dire, è più proprio di una contrapposizione politica che di un tema culturale e di importanti iniziative come Udine Jazz propone alla cittadinanza. Certo. No? Il secondo tema riguarda invece un po', come dire, l'orizzonte politico. Io conosco Fontanini da molti anni. Anche perché eravamo in consiglio provinciale, sì. Eravamo in consiglio provinciale insieme e non ho dubbi come dire, sulla correttezza democratica di Fontanini, quindi non è quello il tema di derive a destra. È evidente però che quando io formo come dire, una giunta, una squadra e formo un progetto di governo della città, nel momento in cui io scelgo gli assessori devo esercitare una qualche attenzione, non basta semplicemente, come dire, un riconoscimento sul consenso o meno, anche le persone, anche il loro tessuto, la loro esperienza hanno un'importanza. Non conosco Salmè, se non, come dire, per averlo visto. È ovvio che come dire, la radicalizzazione di alcune idee può essere problematica in un contesto sociale, non per le idee, ma per il ruolo che tu poi vai a rivestire, perché quello è un tema un po' diverso, perché poi tu rappresenti, evidentemente nel governo della città, rappresenti anche un po' tutta la probabilmente città. La radicalizzazione delle idee esiste anche da chi il PC non l'ha dimenticato, il Partito Comunista, la falce e martello. Sì, però, come dire, poi insomma, ma non penso che ci siano più queste persone. No, le analisi insomma richiederebbero una valutazione in più, cioè dipende poi dai richiami, no? Non sono solo i richiami storici, ma evidentemente abbiamo dei vissuti del secolo scorso. Sì. Che soprattutto in questo nostro territorio poi sono stati anche particolarmente problematici, per cui un pizzico di attenzione
anche all'esposizione delle idee quando vogliamo assumere dei ruoli di rappresentanza. Ciascuno di noi giustamente esprime una proprie idee, dei propri valori, quando vuole come dire, essere strumento di rappresentanza, allora deve utilizzare un pizzico io penso anche di prudenza in più, di attenzione in più. Da tutte le parti non sempre si fa. Stiamo facendo anche della filosofia, e ciò sì, mi piace. Ci siamo come dire, intrattenuti adesso in qualche passaggio. Un passaggio un po' così filosofico e politico che in fondo fa sempre pensare a chi magari ci ascolta, che è una categoria più giovane, certo. Che sono nati, non dico nel 2000 perché avrebbero pochi anni, 18, però 18. Io ho un figlio che diventa maggiorenne a giorni, quindi è giusto che quindi anche loro devono essere messi in condizione di discutere. Sì, però se noi continuiamo a fargli pensare che ai tempi nel 1945 il fascismo, tutte queste cose, o il comunismo nei gulag piuttosto che Lenin, cioè è storia, per me quella è storia, la storia dobbiamo conoscerla, vedere che cosa ha fatto, però siamo nel 2018. Certo, non possiamo applicare semplificazioni sicuramente. Dobbiamo avere però, come dire, ecco, alcune bussole, le bussole per chi fa politica in Italia è la nostra Costituzione, no? Quindi alcune bussole dobbiamo averle chiare, su quelle non dobbiamo scantonare, no? Come dire, sulla libertà di ciascuno, sui vincoli che ci dà l'essere insieme, no? Perché ognuno di noi è libero evidentemente di esprimersi, di muoversi. È evidente che essendo una comunità non è che ognuno di noi può fare tutto quello che vuole, ci sono delle regole che ci siamo dati, e come nello sport ci sono delle regole da applicare, evidentemente quelle regole non valgono di per sé, valgono nel momento in cui ci servono a giocare la partita, nel caso dello sport, e nel caso in cui si tratta di un'amministrazione pubblica, amministrare per il bene dei cittadini. Altra pausa, sai che dobbiamo fare un'altra pausa per fare l'ultimo periodo poi di trasmissione, quindi diamo sia alla regia che anche ai nostri telespettatori un attimo così per prendere dal frigorifero, che sono a casa qualche cosa, poi dopo vedete qua avere ovviamente il BH Pub, ci vediamo fra poco. Dal bancone del BH Pub riprendiamo la nostra trasmissione, guarda caso la regione al bancone, perché qui vai visto poi le trasmissioni un po' fatto, c'è sempre una possibilità bella di ragionare sulle cose. Ecco, senza grossissimi tempi televisivi nei telegiornali che devi dire qualche cosa di sensato in un minuto, in 30 secondi, che è un po' difficile, soprattutto poi per gli avvocati che invece nelle loro arringhe più parlano meglio è, non lo so. È una questione anche ma perché non te lo faccio per dire, perché alle volte no, anche questo forse è una cosa che dobbiamo riacquisire, rimparare, no? Noi quando parliamo e ci confrontiamo insieme abbiamo bisogno di qualche minuto per esporre le nostre idee, poi tu mi poni il tuo problema, io ti rispondo, eccetera eccetera. In politica alle volte cosa è successo? Che è importante dire in 20 secondi una battuta, un flash, e quella diventa, come dire, architrave di tutto. Ecco, questa convivialità consente anche di confrontarci, di intervenire uno sull'altro, di correggerci o comunque di portare ai nostri ascoltatori anche una visione un po' più articolata rispetto a una battuta di 20 secondi che diventa uno slogan. Ecco. E noi qui cerchiamo di farlo, insomma, poi dopo abbiamo anche noi delle regole che abbiamo tutte anche in televisione. E allora andiamo sui temi non nazionali ma regionali. Allora siamo in regione, quindi si è ritornato dunque il centrodestra dopo i 5 anni della Serracchiani.
e con tutte le situazioni che sono state portate avanti e che il Partito Democratico, perché era lì il leader della coalizione di centro-sinistra, ha promosso, vuoi la sanità, vuoi quel discorso delle UTI e quant'altro, insomma, tutte queste cose. Che adesso il centrodestra invece, non dico che butta tutto nel cestino, però ne ha fatta una battaglia politica, anche una battaglia elettorale. Ha fatto una battaglia politica sicuramente sui temi della sanità e sui temi delle UTI. Non a caso forse non ha fatto una battaglia politica su alcuni temi invece che il centrosinistra ha utilmente portato avanti. Penso ai temi della casa, dove c'è stato, e del riutilizzo del territorio, penso al grande tema delle infrastrutture, dove nonostante tutte le difficoltà di questi giorni sull'autostrada, stiamo finalmente acquisendo una dimensione che ci colleghi più agevolmente. Penso al porto di Trieste. È evidente l'attenzione si è incrociata su due temi particolarmente sensibili: sanità e gestione, amministrativa. Sulla sanità, peraltro, io adesso cercherò di capire, noi tutti cercheremo di capire cosa il nuovo assessore Riccardi, anche perché Riccardi non voleva fare l'assessore alla salute, a quanto no, in verità no, voleva fare ben altre cose. Voleva fare altre cose, si è trovato a fare l'assessore alla salute, va bene, quindi dobbiamo dargli anche il tempo di entrare, di capire un po' dove questo finito, grande meccanismo, perché non è facile. Esatto, anche perché è gestita, come abbiamo sempre ricordato, dalla regione, insomma, è gestita dalla regione ed è questo, so che è un ragionamento un po' complesso, ma alle volte alcune riforme le fai perché devi adeguare le tue risorse, le risorse che hai, ai servizi che puoi erogare. È ovvio che noi tutti auspichiamo che soprattutto in temi delicati come la sanità si possa avere sempre i migliori servizi in senso assoluto. È evidente che la crisi che ha attraversato la nostra regione dal 2008 al 2014, una crisi economica importante, ha anche ridotto le risorse. Ora, mantenere strutture molto impegnative e molto costose senza tener conto che forse fra un po' non hai risorse sufficienti e magari devi fare dei tagli un po' a caso è un problema. Noi ci abbiamo provato, riorientando la spesa dagli ospedali verso i territori, non completando quel processo, perché l'altra cosa forse che si fa alle volte fatica a capire è che ci sono dei percorsi che non si esauriscono in uno spazio delimitato di tempo. È come tu quando programmi una promozione di una società sportiva, tu speri sempre che l'anno successivo, di avere la promozione l'anno successivo. Sì. Però non è detto che tu la faccia, perché ci sono anche gli altri. Non è detto, e quindi ci sono dei cicli, no? Quindi è importante che quando programmiamo abbiamo la dimensione che ci sono dei cicli di tempi che portano magari nell'anno immediatamente, nella stagione in corso, a un risultato un po' approssimativo, ma dove la valutazione va fatta alla fine. E quindi è quello che dicevi, oggi il discorso della sanità doveva essere portato più avanti, esatto, però d'altronde se noi ogni 5 anni andiamo, se non prima, andiamo alle urne. E quindi gli elettori hanno basato, no? Perché poi, gli elettori hanno sempre ragione. È come il cliente di questo bancone, il cliente di questo bancone ha sempre ragione, assolutamente. Sei persona educata naturalmente, ma così gli elettori hanno sempre ragione. Gli elettori si sono fatti una valutazione, un giudizio su un risultato ancora non maturato e quindi hanno deciso che quell'esperienza andava interrotta. Il nostro compito è di spiegare e portare proposte nuove. Ma secondo te qualcosa ha sbagliato la Serracchiani? Adesso puoi dire se siete in famiglia. Sì, no, ma guarda, io peraltro tu sei bello corretto, che non con hai. Deborah Serracchiani, insomma, c'è stato sempre un confronto molto, molto corretto, molto rispettoso dei ruoli. Io penso che noi abbiamo fatto forse un errore, no? Abbiamo messo in piedi la riforma della sanità e la riforma degli enti locali insieme nello stesso momento. Ora, toccando due elementi. Io ci metto un'altra cosa anche.
la cancellazione delle province, che sì, poi sì, dopo ha fatto ma fa parte, no, è l'unica in Italia, no, esatto, fa Italia, parte di come dire, ci siamo presi due settori molto, molto impegnativi che richiedevano molta energia e molta attenzione, avendo più fronti. Noi forse abbiamo perso un pizzico di lucidità, no? Nella fase attuativa. Questo è uno dei limiti. Secondo elemento, che è un elemento che riguarda un po' tutte le leadership. Le leadership sono importanti, la fase di ascolto, però sacrificano un po' la fase di ascolto e di confronto, no? Perché poi alla fine cosa fai? C'è un meccanismo che ti porta ad affidare alla leadership le decisioni e non a costruirle, a non ragionarci a sufficienza. Questo è uno dei, come dire, degli elementi sui quali forse dovremmo riflettere, tornando alla filosofia di cui dicevamo prima. Esatto, è quello che si può dire, riflettere per cercare di rimpopolare un pochettino questo partito, che pur sempre rappresenta la seconda forza, sì, no? sul 20%, insomma, è una seconda forza popolazione. rispetto alla Lega, in crescita oggi anche rispetto ai 5 Stelle, insomma. Rimane il fatto che anche in comune di Udine, perché prendiamo questa situazione, c'è stata una svolta qui veramente radicale, cioè nel senso che dopo tanti anni il comune di Udine è ritornato a guida di centrodestra. Anche se qui la situazione è un po' diversa. È un po' diversa, sono d'accordo. È un po' diversa perché dico un po' diversa? È un po' diversa intanto perché il risultato è un risultato molto meno netto, mentre la dimensione ma è sempre stato però in Udine, però, perché anche con Cainero e con insomma, poi i risultati qui sono 280 voti con una città, come dire, con un elettorato, non una città spaccata, con un elettorato della città. Esatto, perché poi cioè, non possiamo. Abbiamo il 46% il secondo elemento, esatto, il secondo elemento è che forse la svolta è più profonda della regione, cioè da un lato il risultato era molto più, come dire, molto più in bilico rispetto alla regione. Dal lato probabilmente gli effetti sono effetti molto più forti di questo del governo della nuova amministrazione rispetto al governo regionale, nel senso che Fontanini poi esprime una linea fortemente dirompente, no? Fortemente alternativa rispetto a quella che c'era, forse più del governo regionale guidato da Federica. Questo sarà un elemento che misureremo in città. E qui bisogna appunto capire un po' in città cosa. Sì, io confido che alcuni, come dire, annunci di Fontanini siano più meditati, penso al tema della viabilità del centro cittadino. Ora riaprire via Mercato Vecchio al traffico veicolare come era negli anni 70, magari facciamoci una riflessione. Perché no? Ma perché adesso io da udinese facciamo questo, abbiamo ancora 4 minuti. Allora, posso dire due cose? Sì, mamma mia. Via Mercato Vecchio è una via assolutamente enorme, grande. Sì. Non è una vietta dei centri storici Treviso piuttosto che Klagenfurt, dove si dice anche di là hanno fatto questo, quindi sono tutte chiuse. Allora, se noi chiudiamo via Mercato Vecchio, questo è il mio pensiero, però insomma, via Mercato Vecchio, cosa facciamo? Una tratta di lago, un fiume, un qualcosa? Cioè, non riusciremo mai a riempire via Mercato Vecchio con le persone che lì possono dire è chiuso, andiamo con le biciclette dei bambini, lasciamole. Perché è veramente molto vasto. Anche se fosse chiuso, per me, le persone andrebbero comunque sotto i portici, mentre sono d'accordo sulla chiusura, come più o meno è stata fatta, di Piazza Matteotti, Piazza San Giacomo, dove c'è il comune, quindi via Cavour, anche Piazza Libertà fino a un certo punto, cioè io lascerei via Manin, via Vittorio Veneto e davanti a Piazza Libertà, quindi davanti alla loggia, e via Mercato Vecchio. Io ero biondo una volta con i capelli lunghi, passavo in motocicletta, no, via Mercato Vecchio, e di fronte c'erano i tavolini del Talmone, non so se ti ricordi che era il Talmone dove c'è un negozio di abbigliamento, e lì si facevano un attimino le sgommate e le ragazzine guardavano questi film. Adesso col casco non si vedono più, per cui non vado neanche più in motocicletta, però ecco,
Non dico che non è giusto fare un centro storico chiuso, dico, via Mercato Vecchio no, non ha per me le caratteristiche tali da chiuderlo, perché se è chiuso poi rimane vuoto. Ecco, Ma adesso vai io Salvatore penso, Ciparelli con io ulteriori penso 3 no, ma in pochi secondi, anche perché la riflessione sì. ce la porteremo dietro, penso, certo. per qualche tempo. Io penso invece che il centro cittadino di Udine possa costituire veramente un salotto da un lato e un centro commerciale aperto. Io in queste settimane anche di primavera, finalmente, no, con tempi e col sole, c'è un grande come dire, un grande arrivo di turisti, di persone che vengono da diversi contesti, che vengono dalla vicina Austria, dalla Slovenia. Ora, mantenendo quella che è la dimensione del centro, che è un centro emporiale, quindi non facendolo morire, ma facendolo vivere, facendoci un investimento, il fatto che sia pedonalizzato, atteso che abbiamo comunque possibilità di parcheggi in prossimità, e naturalmente rispettando chi ci abita, perché poi, come dire, quando si parla di zone chiuse non si parla di zone dove chi ci abita deve sfollare, però possiamo ragionare valorizzando il cuore della città. Io temo che sia difficile, una volta che noi riapriamo via Mercato Vecchio, poi limitare il traffico. Via Mercato Vecchio diventerà un luogo di continuo passaggio di autovetture. Assolutamente. Ora, secondo me, anche perché il cuore è un po' più in là, sono 10 metri più in là il cuore per me. Insomma, non è via Mercato Vecchio è cuore, insomma, da via Vittorio Veneto, il cuore è più Piazza San Giacomo, Piazza dell'Erbe, quello è il cuore, perché è più piccolino, perché è più minuto, perché ma io su questa cosa, a me piace pensare una città che come dire, anche perché la attraversi questo centro in 5-10 minuti a piedi, non è che ci vogliono delle, però questa cosa qui valorizza una Udine città che diventa accogliente rispetto anche a, penso, tutto gli amici austriaci, gli amici sloveni, gli amici bavaresi che vengono, e diventa un centro emporiale di grande prestigio. Con via Mercato Vecchio chiusa? Con via Mercato Vecchio chiusa devono passare almeno i mini autobus, deve passare la polizia, deve passare la Croce Rossa, deve passare i residenti. Ma un centro chiuso al traffico quelli veicolare, che ti mettono i negozi devono pur caricare la merce. Lo fanno. Guarda, io ho visitato anche recentemente Parma ha spazi pedonalizzati amplissimi. Anche Bologna. Cioè. No, questo non vuol dire che le attività commerciali non possono esercitare il loro lavoro, vuol dire che il traffico quotidiano delle macchine è un traffico che viene inibito. Io su questa cosa penso che la città dovrà fare un ragionamento anche di rapporto rispetto ai contesti circostanti. E su via Mercato Vecchio io e Spitaleri non ci siamo. Non ci siamo. Però su tante altre cose ci siamo. Allora, nell'ultima cosa che ci siamo, dai, come ricompatta questo PD? Allora, la Grim non c'è più, Leoncini non c'è più. No, non c'è più nel senso come responsabili, perché non penso che ma tutti, no, assolutamente, ecco, questo è importante, poi non è che, come dire, l'avvicendamento dei ruoli non deve essere, come dire, una cacciata o una cancellazione, non si va lontani con quelle epurazioni lì, si riparte aprendosi al confronto e al dialogo, come abbiamo fatto noi negli ultimi minuti, avendo una propria posizione ma riascoltando, come dire, anche con la fatica di chi riparte, no? Quindi di chi non governa più, quindi non deve prendere la decisione, ma deve costruire una proposta. E una proposta, ed è questo un dato che mi pare importante sottolineare veramente in chiusura, una proposta che guardi al futuro, a quello che verrà domani e non a quello che è stato ieri. Purtroppo molte delle nostre valutazioni si fermano a ciò che è alle nostre spalle e non ciò che sta davanti a noi. La politica è quella anche che, come dire, pensa dei percorsi
per il futuro, oltre che, come dire, dare dei giudizi su ciò che è in passato. Con un'opposizione da una parte in regione, con un'opposizione in comune a Udine Certo. e nelle altre parti dove non ci siete, come? Costruttiva oppure da massacrare? Perché per partito preso? Il Partito Democratico è difficile che faccia un'opposizione per partito preso. Prendo veramente chiudendo sì. la mia esperienza. Io ho fatto il capogruppo in consiglio provinciale a Udine contro Pieri Fontanini. Se si vanno a analizzare i voti del gruppo del Partito Democratico in consiglio provinciale, si troveranno molte più delibere approvate col voto del Partito Democratico di quelle che invece abbiamo fermamente opposto. Questo ha significato che non eravamo un'opposizione ferma? Direi di no. Con Fontanini ci siamo scontrati anche molto vivacemente. Vuol dire avere la capacità anche come opposizione di come dire, stabilire quali sono alcuni paletti, come dire, che devono essere preservati, e quello che invece è la dimensione collaborativa e di proposta. Nessuna opposizione pregiudiziale, però la consapevolezza che la maggioranza non può pensare di, come dire, come accade per tutte le forze, non può pensare di occuparsi, di andare a invadere anche alcuni presidi importanti, penso ai temi della solidarietà, ai temi della socialità. Su questo ci sarà un'opposizione abbastanza ferma del Partito Democratico. Sulle proposte che guardano avanti, che servono alla comunità, io penso che ci sarà uno spazio di dialogo e di contributo, sì, questo sicuramente. E ringraziando dunque Salvatore Spitaleri per essere stato qui ospite, che poi continuerà, perché adesso dall'acqua possiamo passare anche possiamo passare anche ad un calice di vino, il nostro nettare, insomma, è importante, anche dalla produzione enologica appunto del Friuli Venezia Giulia. Su questa cosa io penso che vada dato atto alla Giunta Serracchiani comunque di aver lavorato per valorizzare i nostri, le nostre tipicità, i nostri prodotti. Ecco, per questo dico, non ci sono mai giudizi così netti, tutto brutto, tutto bello. Assolutamente, anche perché quando abbiamo anche noi come gruppo operativo proposto, e continuiamo a farlo, i nostri appuntamenti sportivi a livello mondiale, lo scorso anno a livello europeo, quest'anno sempre la Giunta Serracchiani per il vicepresidente Buonzonello ci ha dato veramente una grande mano, tanto di cappello per averci aiutato anche per portare questi eventi sportivi qui in Friuli Venezia Giulia e a Udine in particolare, per cui insomma ovviamente la collaborazione c'è stata. Grazie, Salvatore Spitaleri, a voi per averci ascoltato, e alla prossima trasmissione della Regione Albancore.